non edizione, Pizza Festa attira sempre tanta gente, Sindaco. Sì, ormai è un evento consolidato nonostante tutto, nonostante gli imprevisti che ogni tanto capitano. Stasera doveva esserci qui a Risa ma sta male e alla fine siamo felicissimi di avere i tintoria. In ogni caso penso che avete fatto già le immagini, insomma Seccagrande a settembre stracolma non si immaginava fino a qualche anno fa. È un bel evento, io mi auguro, siccome è il mio ultimo anno da sindaco, mi auguro che chi mi succederà, chiunque esso sia, possa continuare questa bellissima tradizione, ma non per fare onore a Carmelo Paci, ma penso perché Seccagrande, ma penso la provincia, ecco, la provincia di Agrigento merita questo evento. Oggi a Seccagrande ho fatto un giro di 10 minuti, penso che il 10% siamo riberesi e il 90% tutte persone di fuori, quindi vuol dire che l'evento come ogni anno è un evento riuscitissimo. Pizza Festa, ma c'è anche l'anteprima Pizza Festa, non lo sottovalutiamo, comunque in ogni caso un evento che tira sempre perché la pizza come la fanno qui. Sì, è un evento che piace, è un evento che dura anche perché oltre ai nostri sponsor che non finirò mai di ringraziare, è giusto ringraziare chi sostiene questo nostro evento, la Regione, nella fattispecie l'assessorato all'agricoltura ha dato un forte contributo e mi sento di ringraziare il mio amico personale, posso dirlo, Evi Bandiera, che ci ha onorato anche con la sua presenza. E grazie agli sponsor, grazie ai finanziamenti della Regione e con poco investimento da parte del Comune si riesce a fare tutto ciò. Sindaco, visto che lei ha anticipato che sarà il suo ultimo mandato, soddisfatto? È stata un'esperienza forte, fare per 10 anni il sindaco è l'augurio che io faccio a tutte le persone che amano fare politica. Io ho avuto il grande onore di essere il sindaco di questa città e il privilegio di essere riconfermato, perché essere eletti sindaco è qualcosa di straordinario, essere riconfermati dopo che la gente ti conosce e ti riconferma è un privilegio e per questo non finirò mai di ringraziare i miei concittadini. È sempre un'occasione importante per essere presente nei territori e con l'occasione godere intanto della bellezza e dell'importanza delle iniziative messe in campo dall'amministrazione, così come in questo caso, ma anche l'occasione per stare un po' nel territorio, per confrontarsi con gli operatori, con i cittadini, per cogliere criticità e potenzialità e farne bagaglio importante per le politiche da sviluppare. Quindi la 9ª edizione, vedo una bella presenza, una bella partecipazione, tra l'altro un meccanismo questo anche per valorizzare i prodotti della nostra agricoltura, della nostra economia, della nostra agroalimentare, motivo per il quale il governo regionale per il tramite del mio assessorato ha voluto sostenere e finanziare, contribuire a questa iniziativa per renderla all'altezza di ciò che è veramente diventato in questi 9 anni, prova ne è appunto il grande richiamo di pubblico al quale assistiamo. La pizza insomma tira sempre e poi è fonte di lavoro per gli artigiani, insomma un comparto in continua crescita. Beh, se non ricordo male è patrimonio dell'umanità e poi sì, effettivamente è un alimento da un lato povero ma genuino e poi soprattutto se è appunto guarnito dalle nostre produzioni, dal nostro pomodoro, dalla nostra mozzarella e da tutto ciò che poi viene messo sopra questo alimento, sopra la base di questo alimento, diventa veramente un alimento probabilmente anche nutraceutico che fa bene all'organismo, che può essere salutare, il tutto chiaramente a dosi normali, quelle necessarie. Voi come cercate anche di stimolare la produzione? Beh, noi mettiamo in moto tutti i meccanismi per accorciare la filiera, per stimolare il chilometro zero e quindi un lavoro intenso per mettere assieme da un lato i produttori e da un lato chi compra comunque prodotti dell'agroalimentare per poi rivenderli ulteriormente. Quindi un lavoro importante che abbiamo fatto anche nell'ultimo anno con la grande distribuzione che era disattenta, non era così accogliente spesse volte nei confronti dei prodotti made in Sicily, invece con un tavolo alla presenza della Regione, alla presenza del Presidente Musumeci abbiamo avvicinato le parti, abbiamo condotto ulteriori attività e siamo giunti alla stipula di contratti e quindi direttamente le aziende tra di loro consorziate hanno stipulato contratti con la grande distribuzione e questo certamente gli ha consentito e gli consentirà di penetrare nel mercato. Stiamo continuando su questa strada, abbiamo progetti importanti e ambiziosi e nei prossimi giorni
potrete avere ulteriori importanti notizie di quanto anche catene importantissime multinazionali hanno ben compreso l'importanza e il valore del Made in Sicily, come non citare un caso che è motivo di grande orgoglio per tutti noi siciliani, come la Fanta, quindi la The Coca-Cola Company abbia scelto di fare una linea di Fanta apposita della loro aranciata con il succo d'arancia IGP rosso siciliano. Qua stasera abbiamo la turca, poi abbiamo mozzarella, la saccenze, la solita pizza nostra tiberese, il prosciutto, comunque abbiamo 10 tipi di pizza, perché abbiamo altri forni che lavorano, giustamente, e ci diamo un po' una mano sia qua che l'altro. Però è una bellissima situazione, grazie, è una bellissima situazione perché io questo è il quinto anno che lo faccio ed è una bella cosa a Ribera, speriamo che cresca e che oltretutto siamo una bella squadra. Senti, qual è il segreto di una buona pizza? Dai, Allora, innanzitutto la lievitazione, le farine, perché questa è una pasta lievitata a 12 ore, fatta la mattina e poi stiamo lavorando ore, sono le 9, l'importante è questo, lieviti, pochissimi lieviti madre e il tempo di lievitazione. Qual è la pizza che va per la maggiore, che la gente richiede di più? Allora, a Ribera la margherita, mozzarella nostra, poi la saccenze, la sarda di sciacca, il nostro pelato e tutto quanto. Invece la tua specialità personale cosa proponi? Personale è la crispina, cioè la crispina sarebbe una pizza bianca, esce, mortadella, rucola, scaglie e limone spremuto. Una piadina diciamo, però è la nostra pizza crispina. Lello, Pizza Fest qui a Ribera, tu questa sera per un inconveniente di Arisa ci sarai tu. Buono. Ci sarò io, buono per me. Sì, ci hanno chiamati oggi pomeriggio, quindi siamo il pronto intervento Beghelli, salva manifestazione Beghelli, quindi siamo venuti molto volentieri, io sono molto legato a Seccagrande, mio padre addirittura ha una casa qua, quindi niente, siamo venuti molto volentieri, può capitare che un artista debba disdire all'ultimo momento e in questo caso poi scelgono un altro artista, in effetti scelgono i Tinturia perché i Tinturia hanno un bel tiro, un bel seguito e quindi siamo molto contenti. Stasera musica, pizza e ne puoi aiutare una iota. Senti, un'estate bella è stata per te, ricca, sei stato in tantissimi posti e tra questi anche Linosa, insomma. Linosa ci andrò domani sera andremo a suonare a Linosa e dopo tantissimi anni torno a un concerto a Linosa, sono stato ospite di questa bellissima isola a luglio, gente meravigliosa, io già ero stato 20 anni prima e trovo che la Sicilia, anche le isole dell'isola siano dei luoghi davvero meravigliosi, vale la pena. Beh, guarda, io ho fatto tante edizioni del Pizza Fest, sono mancata qualche anno ma ritorno sempre con grandissimo piacere. Sicuramente sì, è una manifestazione che si deve fare come tutte le manifestazioni che promuovono il territorio attraverso le risorse dell'agroalimentare, del food. Sono questi eventi il futuro della nostra Sicilia, perché è il modo giusto per promuovere il nostro turismo e le nostre risorse attraverso una delle cose migliori che la Sicilia ha, che è il cibo, i suoi prodotti a chilometro zero, i suoi prodotti particolari, e la pizza di Ribera è una pizza veramente particolare, non fosse altro che per la bravura e il talento con cui i nostri maestri pizzaioli la preparano. Poi il contesto qui racconta una storia, che è la storia di Ribera, lo racconta attraverso il suo mare, attraverso questa borgata marinara stupenda che è Seccagrande. Quest'anno si è pensato anche di arricchire l'evento con un'area masterclass, con l'area Expo, dove appunto si trovano tanti prodotti tipici locali siciliani, quindi che ben venga lo sviluppo dei nostri comuni anche attraverso questo evento. Poi sempre tanti artisti, tante risate, perché qua si ride sempre, si mangia bene, che vi devo dire di più? Venite a Seccagrande per il Pizza Fest. E anche per la tua bellezza, per vedere te. Io ti ringrazio tantissimo, ma non sono sola, c'è il mio collega, vieni collega, vieni a dare un saluto anche tu a TVA, c'è il mio collega Ernesto Trapanese. A me non lo può dire anche per la sua bellezza, no? Sì, no, anche no, per no, lui. Ciao a tutti, buonasera.
un burlone, quindi noi ci divertiamo. Ce la mettiamo tutta, grazie mille, grazie Abbiamo Rosy. brevemente 2 appuntamenti fino alla fine del Pizza Fest. Oggi, stasera. Certamente questa sera abbiamo i fantastici Tinturia, quindi quando si parla di Made in Sicily chi meglio di loro che rappresentano la nostra terra, e poi domani sera avremo la mitica Patti Bravo e concluderemo in bellezza con Do di Battaglia, sempre anticipando questi momenti musicali con degli artisti siciliani. È vero, vi aspettiamo qui, ci divertiamo, c'è tanta gente, c'è veramente un'atmosfera incredibile, veniteci a trovare perché solo venendo qui a Seccagrande potete capire ciò che veramente si prova. Vi aspettiamo in tantissimi, grazie. Ciao! Ciao!